Buongiorno e ben ritrovati per questo appuntamento delle mattinee in musica al Teatro delle Voci. Io, per anche salutare tutti quanti, farei entrare i nostri protagonisti de trio: Glauco Bertagnin al violino, Francesco Padovani al flauto e Giuseppe Barutti al violoncello. Cominciamo con il programma e rendiamo appunto loro onore anche con la musica. Oggi avremo appunto un'esibizione che ci parla di Haydn. Haydn ha scritto questi interessanti trii londinesi. Era il 1791, quando Haydn è stato, tra virgolette, licenziato perché non c'erano più fondi dal principe Esterhazy, dove appunto era da oltre 30 anni Kapellmeister. Una vicenda che appunto gli ha permesso comunque di trovare nuove opportunità. Ormai era famosissimo in tutta Europa, il genio di Mozart era ormai svanito perché era morto, quello di Beethoven doveva ancora nascere perché doveva ancora sbocciare, era appunto molto giovane ancora Beethoven, e Haydn decide di andare in Inghilterra, seguendo un po' una proposta che ormai si faceva sempre più pressante da un impresario e violinista, appunto tale Salomon. Decide appunto di andare a Londra e si mette sotto l'ala protettrice di un nobile londinese, il barone Willoughby Bertie, quarto conte di Abington, che era un abile flautista, anzi all'epoca si diceva dilettante, però non dilettante come si intende oggi, ovvero chi strimpella appena uno strumento. All'epoca dilettanti erano coloro che suonavano per diletto e dunque erano anche bravi musicisti, però non lo facevano per i soldi, semplicemente questo. Lui, questo conte di Abington con il barone Ashton, erano abili flautisti e quindi Haydn decide di scrivere questi trii per due flauti e violoncello. Un'altra nota per quanto riguarda questa mattina, che ascolteremo questi 4 trii. L'ultimo brano che andremo ad ascoltare è La ragazza allo specchio, variazioni su questo tema. Perché questo brano è così significativo? Perché ci rappresenta un altro uso dell'epoca. All'epoca appunto non si suonava, cioè si suonava molto, la musica era molto diffusa, come forse oggi sono diffusi i telefonini cellulari, per cui io questo pomeriggio farò ascoltare a chi non è potuto essere presente a questo concerto la musica che questi 3 maestri appunto ci presenteranno, facendola ascoltare dal mio telefonino. All'epoca naturalmente non c'erano, e quindi come si faceva a ascoltare la bella musica che magari si era vista a teatro? C'erano dei riadattamenti per strumento, per flauto, per violino, per pianoforte, delle grandi opere, dei grandi brani, dei musicisti più famosi. E quindi questo ultimo brano, La ragazza allo specchio, è proprio una sorta di riadattamento di una canzone molto famosa all'epoca e raccontata per 2 violini, per 2 flauti e violoncello, e poi appunto in questo caso noi l'ascoltiamo per violino perché appunto il riadattamento per flauto, violino e violoncello dà un'aura molto molto particolare a questi brani. Buon ascolto!
E dalle atmosfere londinese raffinate della nobiltà e della buona società, torniamo a Venezia. L'ultimo brano che andranno a presentarci questi maestri è il trio in sol minore di Antonio Vivaldi. Un brano nato per flauto, oboe e fagotto. Ecco sì, nel programma c'è scritto maggiore, ma invece è proprio minore. E ci riporta a delle altre atmosfere. Sempre questo studio raffinato per trio di un altro grande ingegno, un nostro grande ingegno che era appunto Vivaldi, dalla grande tempra inventiva. E ci porta però fuori, un po' al di fuori del solito Vivaldi, con questo genere proprio per fiati, dalle sonorità molto diverse. Si tratta di un vero e proprio brano concertante, perché cerca Vivaldi delle sonorità che esulino dagli scritti già esistenti e quindi dal contrasto tra solo e appunto l'orchestra. Lo fa però con delle suggestioni che appunto riguardano il trio, che ci permettono dei suoni in contrapposti, che grazie anche proprio a questi canti contrapposti appunto ci suggeriscono queste interessanti suggestioni immaginatorie. Il trio in sol minore, Antonio Vivaldi.
Signori e signori, Francesco Padovani al flauto, Glauco Bertagnin al violino e Giuseppe Barutti al violoncello. Posso annunciare lo stesso anche se... No, ma penso mi sentano. Sì. Ho la voce un po' chiusa perché sono leggermente raffreddato. E torniamo a Londra, eseguiamo un allegro della trio sonata di Giuseppe Sammartini, che era un oboista dell'orchestra di Handel e tra i fondatori, con il fratello, del genere sinfonico. Allegro. Francesco Padovani, Glauco Bertagnin, Giuseppe Barutti. Grazie. Chiediamo un altro bis. E vi salutiamo con un largo dalla stessa trio sonata di Giuseppe Sammartini.